dirigibile è stato concepito, progettato, costruito da Almerico da Schio, mio bisnonno, scusate. Almerico da Schio non voleva costruire un dirigibile e si era messo in testa che il trasporto doveva essere un qualcosa di facile, pertanto si immaginava che il trasporto merci e persone sarebbe avvenuto via aria e non solo via terra. Allora ha commissionato ai fratelli Cordenons la parte che dicevo prima del pallone, la parte aerostatica, e si è concentrato sulla parte, come possiamo definirla, forse meccanica. Nel proseguo del progetto uno dei fratelli Cordenons purtroppo morì, per cui Almerico si è preso in carico anche questa parte. Quindi ha disegnato e costruito, riprendendo poi i progetti dei fratelli Cordenons, la parte aerostatica del pallone, che era fatto di seta. Allora, tutti sanno che i palloni aerostatici oggi sono riempiti di un gas più leggero dell'aria, per esempio l'elio. Allora l'elio non esisteva. L'elio è arrivato 25 anni dopo il primo volo del dirigibile, per esempio. Allora il gas che Almerico trovò era una serie di reazioni chimiche che derivavano da una specie di macerazione, fatemela dire così anche se il termine è inesatto, dei truccioli metallici di qualche industria meccanica che stava sorgendo in zona di Schio e che, bagnati con un determinato acido, faceva emergere questo gas che era più leggero dell'aria. Per riempire il pallone ci volevano giorni e giorni. Esempio numero 2, una massa di gas più leggera dell'aria ha il volume che varia in funzione dell'altezza, ovvero sia della pressione. Più vado in alto, meno pressione c'è e viceversa, per cui c'era qualcosa che doveva muoversi, che doveva contenere questa espansione o contrazione di gas. Ebbene, la parte inferiore del pallone era uno spicchio fatto di un materiale gommoso, un materiale di gomma vera e propria. Almerico, tra i vari numerosissimi contatti con specialisti, ciascuno nel proprio settore del momento, contattò anche la Pirelli, la quale Pirelli gli fornì, dopo un po' di tempo e molti studi e molte prove, questo spicchio di materiale gommoso che permetteva, contraendosi e espandendosi, di supplire a quella differenza di volume che citavo prima. La navicella era fatta in tubi di alluminio. Ora, oggi parlare di tubi di alluminio saldato è una cosa, direi, banale, ma alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, saldare l'alluminio, credetemi, era una cosa assolutamente all'avanguardia, così come oggi. E poi veniamo ai due punti più importanti, ovvero sia il motore e i famosi aeropiani. Il motore, Almerico contattò numerosi produttori di motori, in primis la Fiat. La Fiat gli fornì numerose risposte, un progetto che però non gli soddisfaceva molto. Venne deciso l'impiego del motore Boucher, il quale motore originale è conservato in questo bel museo ed è quello che voi vedete sotto il modello del pallone. È un bicilindrico che doveva raffreddato ad aria, che doveva muovere tutto quell'albero che andava dal centro più o meno della navicella, dove vediamo le ruote, fino alla prua della navicella, dove c'era l'elica, che era quindi l'elemento traente del dirigibile. E adesso parliamo del nocciolo, del clou della cosa, che sono i famosi aeropiani, che vennero usati per la prima volta da Almerico da Schio sull'Aeronave Italia nel 1905. Perché lui dice: è inutile che io debba far fatica a buttar giù zavorra per aumentare la mia quota, per cavrare,
devo usare qualcosa che mi permetta di muovermi in su e in giù, e quindi applicò questi flaps, questi alettoni, questi timoni di profondità mobili per la prima volta sul mezzo più leggero dell'aria. Allora, se noi andiamo a questo punto a consultare la letteratura, troviamo che il brevetto dei timoni di profondità fu attribuito a un francese 2 o 3 anni dopo. Il perché lui non brevettò questo principio faceva parte assolutamente del suo carattere, perché lui diceva è un principio scientifico, per cui io non ho inventato nulla, ma ho solo scoperto qualcosa. La scienza, lui diceva in Preto Veneto, a scienza ase de tutti, per cui non volle scientemente brevettare il principio. I fratelli Wright volarono col loro aereo qualche anno prima di Almerico, ma rammento che non avevano sulle ali del loro aereo dei timoni di profondità, ma fungevano, loro hanno fatto dei grandi balzi, ma svergolavano un attimo la struttura, che era una struttura di legno e tela, senza avere un'applicazione di questo tipo che era volutamente mobile.